Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 19 febbraio. Cominciamo dando un'occhiata ai quotidiani nazionali che dedicano l'apertura all'intervento del Presidente del Capo dello Stato Mattarella, che ha voluto presiedere il CSM per difenderlo dalle accuse che erano state lanciate. Allora vediamo intanto sul Corriere della Sera: scontro sui giudici, l'Alto là del Colle, il Presidente a sorpresa partecipa al plenum del CSM, il sostegno delle opposizioni. Il ministro Nordio dice: mi adeguerò alle sue parole. Mattarella chiede appunto il rispetto per le istituzioni. Vediamo anche stessa apertura per la Repubblica. Mattarella difende i giudici ma Meloni attacca ancora. Il Presidente chiede rispetto per questa istituzione mentre si innesta l'altro capitolo delle accuse, perché la Premier è intervenuta sulla sentenza di risarcimento alla Sea-Watch, lo vedremo meglio più avanti, definendola una decisione assurda. E poi naturalmente si parla, anche questo lo vedremo meglio all'interno, della vicenda del piccolo a cui era stato trapiantato un cuore ormai inservibile, per lui non ci sono più speranze. Il cuore che era arrivato è stato trapiantato ad un altro bambino, lo vediamo qua. Il summit medico spegne le speranze, no al trapianto, peggiorano le condizioni del bimbo ma la mamma dice: è vivo, io non lo lascio. Andiamo avanti, adesso La Stampa, lo scudo di Mattarella che chiede rispetto per il CSM, prima visita in 11 anni dopo le frasi di Nordio, qui da Presidente, guarda sigilli, dice lo ascolterò. E in basso vediamo appunto invece una foto con il volto, sia pure oscurato, del piccolo Domenico, il calvario di questo bimbo di Napoli. Andiamo nel dettaglio. Allora, la scelta del blitz come ultimo avviso, l'argine del Quirinale agli scontri sulla giustizia, il riferimento, senza però fare nomi, alle parole del guardasigilli. La moral suasion, questa forma di pressione, sia pure dolce, era nell'aria da giorni, ma pochi nel mondo politico e giudiziario si aspettavano questo blitz a una riunione del Consiglio Superiore della Magistratura e i toni severi usati dal Capo dello Stato. Quanto grave sia per Sergio Mattarella lo scontro istituzionale che infiamma la campagna referendaria lo ha sottolineato lui stesso, ricordando che in 11 anni di Quirinale mai aveva presenziato ai lavori ordinari del CSM. Se lo ha fatto è perché ha avvertito la necessità e l'urgenza di porre un argine per ripristinare prima che sia tardi gli equilibri democratici e costituzionali. Dunque è arrivato e ha parlato meno di 2 minuti, ma con un discorso chiarissimo, invocando rispetto particolarmente da parte delle altre istituzioni. Tutti hanno capito che si riferiva al ministro della giustizia Carlo Nordio, anche se non ne ha fatto il nome. Il richiamo del Presidente all'accusa di un sistema paramafioso mossa al Consiglio dal guardasigilli. Insomma, l'hanno capito tutti. E sul Corriere vediamo anche la reazione appunto di Nordio, che dice: mi adeguerò ovviamente e cercherò di essere il più possibile aderente, come spero di essere stato peraltro in passato, perché, e qua continua a difendersi, certe espressioni che io ho usato non erano mie, ho citato altri, e questi altri era il magistrato antimafia Nino Di Matteo che le aveva usate, dice lui, nel 2019. Ma intanto in realtà lo scontro si continua a inasprire, perché c'è un nuovo attacco da parte della Meloni dopo la sentenza che ordina a risarcire la Sea-Watch. Meloni attacca ancora i giudici, dice sentenza assurda, lo fa con un nuovo video in cui parla di decisioni surreali, di magistrati politicizzati che premiano chi viola la legge. La Sea-Watch aveva salvato dei migranti, non gli era stato un prodo d'arrivo, lei sfidando questo divieto poi li aveva sbarcati a Catania. E andiamo sullo scenario internazionale, perché spirano venti di guerra. Trump attaccherà l'Iran, dice una fonte interna all'entourage. Che cosa succede? Si legge su Axios e la CNN che l'America di Donald Trump è più vicina di quanto si creda ad un conflitto vero e proprio in Medio Oriente. Non un raid chirurgico come avvenuto nei mesi scorsi, ma una campagna massiccia
con Israele al fianco. Un'operazione esistenziale per il regime degli Ayatollah, ben più ampia della guerra dei 12 giorni dello scorso giugno. Uno scenario di questo tipo travolgerebbe l'intera regione e potrebbe avere un costo alto per gli Stati Uniti. A gennaio Trump ci è andato vicino quando ha minacciato un attacco contro gli Ayatollah per il massacro delle migliaia di manifestanti che chiedevano la fine della Repubblica Islamica. Poi, sotto consiglio degli alleati della regione, ha preferito tentare con i negoziati e con il potenziamento militare, continuando a ripetere che tutte le opzioni sono sempre sul tavolo, che vuol dire che l'accordo sfuma. L'attacco sarà inevitabile, speriamo che invece sia, come suggerisce il titolo, solo una tattica, sia pure pesante, per spingere sui negoziati. Sul Fatto Quotidiano vediamo invece l'intervista all'attivista e marito di una Nobel per la pace iraniana che dice: il regime iraniano usa ogni scusa per zittirci, ma solo noi iraniani lo rovesceremo, quindi no a diciamo intromissioni. E poi veniamo al caso, all'inchiesta sui cosiddetti Epstein File, il miliardario pedofilo e la sua vasta rete di conoscenze. È stata chiesta un'indagine indipendente e pare che gli esperti dell'ONU stiano valutando l'ipotesi di chiedere un'accusa per crimini contro l'umanità. E adesso torniamo in Italia con la cronaca che ci ripropone questa triste storia del piccolo Domenico. È arrivato il verdetto di questo team di luminari che hanno escluso il trapianto, non c'è nessuna speranza. Tra l'altro, dice il superconsulente, martedì sera Domenico è stato colpito da un'emorragia cerebrale. Abbiamo deciso all'unanimità perché appunto gli esami hanno mostrato che un eventuale intervento avrebbe potuto peggiorare ulteriormente la situazione, con il rischio di determinare un sanguinamento cerebrale durante l'operazione. La decisione è stata unanime, il bambino, che non è sveglio e sedato, dice non è più sedato, lo abbiamo visitato ma non era sveglio. A questo punto anche l'ipotesi del cuore artificiale non ha più senso, dice il medico, insomma non resta che aspettare. Come sta facendo appunto la mamma Patrizia, finché respira non lo lascio, ha detto, ricordatevi del mio piccolo, non deve succedere mai più, dall'attesa alla rassegnazione resisterò, ho altri 2 bambini. Cosa non deve succedere? Non deve succedere questo errore. Il cuore, sapete, è stato conservato male, è stato conservato nel ghiaccio secco anziché normale, e quando il cuore è arrivato, ricostruiscono adesso i consulenti, era un blocco di ghiaccio, ma il chirurgo non poteva più tornare indietro, lo aveva già espiantato e quindi ha dovuto andare avanti con questo cuore ormai rovinato. C'è poi la strage di Cran Montanà con 42 vittime tra giovani e giovanissimi, procede l'inchiesta, è stato sentito il buttafuori che ha detto le porte di sicurezza erano chiuse per ordine di Jessica. Perché? Perché voleva evitare che qualcuno entrasse gratis in questa notte di Capodanno, appunto aggirando l'ingresso principale con le porte di sicurezza. E poi c'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di uno spacciatore nel boschetto di Rogoredo, questo ragno dello spaccio alle porte di Milano. Qual è la svolta? È che l'uomo è stato ucciso dalla polizia, questo si sapeva, ma pareva per legittima difesa. Invece è stato pare accertato che l'uomo fosse disarmato, non ci sono infatti impronte. Gli inquirenti ipotizzano che l'agente possa avergli sparato e un collega abbia poi avvicinato la pistola al corpo senza vita, appunto per simulare che fosse armato e che il collega avesse semplicemente reagito. Ancora sulla cronaca, a distanza di tempo si continua a indagare sulla morte del piccolo Paolo, il 14enne, vittima di bullismo e cyberbullismo che ha deciso di togliersi la vita. Si stanno analizzando il suo diario personale. Lui scriveva: questa scuola è una prigione. Lo chiamavano spia, lo chiamavano Nino D'Angelo, e lui scriveva:
Il professore mi insultava urlandomi contro, sei un rompi, mi diceva, ma io avevo solo sbagliato esercizio. Era un ragazzino pulito, sensibile, educatissimo, ma tutto quello che ricevevo indietro dai compagni, ma anche dai professori, prima alle medie e poi alle superiori, era solo indifferenza, cattiveria e fastidio. Così la sera del 10 settembre del 2025 ha preso lo zainetto, ha scritto una frase sola: questa scuola è una prigione, e poi si è tolto la vita. E un'altra curiosità che troviamo ancora in questa pagina: corsi di autodifesa per gli studenti, è un caso che fa discutere la scelta della Liguria. Provvedimento dopo la tragedia di La Spezia con l'omicidio di Aba, questo 18enne morto accoltellato da un compagno, ma per prof e opposizioni è una logica piuttosto sbagliata. E poi vediamo questa intervista a tutto campo del cardinale Ruini, insomma, che oggi ha compiuto 95 anni, gli chiedono qual è il segreto della longevità, lui dice non saprei, forse in ordine di importanza una vita ordinata, il DNA che ciascuno si porta dietro e poi la misura, il dono di Dio. Gli chiedono cosa mangia, seguo più o meno dieta mediterranea, pasta, verdure, carne, frutta, niente di particolare, bevo acqua e faccio da molti anni tanta fisioterapia. Quanto conta la fede e la curiosità intellettuale per il mondo? Fede e durata della vita sono due grandezze indipendenti l'una dall'altra. La curiosità intellettuale può invece aiutare a tenere vivo il cervello e così forse a allungare la vita. E poi diciamo confidenza richiamata dal titolo: mi sono innamorato 3 volte, ha raccontato nella sua lunga vita, ma grazie a Dio ho resistito. E queste le confidenze appunto del cardinale Ruini. E poi chiudiamo con il processo che vede alla sbarra degli imputati Mark Zuckerberg, fondatore di Meta e quindi di Facebook, Instagram e WhatsApp, accusato di creare appositamente dipendenza soprattutto nei giovanissimi. L'ha portato al tribunale una ragazza californiana di 20 anni finita nel gorgo della dipendenza dei social. Zuckerberg si è scusato per il fallimento del filtro, ma anche si è difeso sostenendo che molte persone mentono sulla propria età. Hanno mostrato in realtà alcune mail del 2014 e 2015 in cui Zuckerberg indicava allo staff come aumentare il tempo passato sulle app, e una del 2017 definiva gli adolescenti la priorità massima per la compagnia e successivamente indicava i bambini fra i 9 e i 12 anni come quelli che hanno più probabilità di legarsi a lungo ai social. Quindi questa è la strategia dal 2014 almeno fino al 2019 dei social. Oggi il fondatore di Meta ha risposto che adesso l'approccio è cambiato e ha respinto l'ipotesi di aver mentito al Congresso. La posta in gioco stavolta è più alta perché c'è un tribunale di mezzo, e cioè i 12 giurati dovranno stabilire se YouTube, Google e Instagram siano in parte responsabili dei problemi di salute mentale vissuti da questa ventenne, ma insieme a lei da milioni di giovanissimi in tutto il mondo. Ci fermiamo per questa prima parte, c'è una pausa e poi torniamo con l'informazione regionale. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, giovedì 19 febbraio. Vediamo dunque l'informazione regionale e partiamo dal sito Sicilia Web che ci dà gli aggiornamenti dell'ultima ora. Vedete qui c'è stato ieri sera uno scontro fra 2 auto e una moto, è morto un giovane di 25 anni, Michael. È successo sulla statale 121, il ragazzo di Mister Bianco era a bordo di una Yamaha, grave un 39enne. È successo ieri sera intorno alle 20 a Belpasso, all'altezza dello svincolo di Contrada a Palazzolo, direzione Catania. C'è stato questo scontro tra 2 moto, una Yamaha, una Suzuki ed una macchina. A perdere la vita un 25enne di Mister Bianco, Michael Duse, che viaggiava a bordo della Yamaha. Gravemente ferito l'altro motociclista, un 39enne, che è stato portato all'ospedale Cannizzaro di Catania, ha subito un intervento chirurgico e ha una prognosi di 40 giorni. Ferite lieve per gli occupanti dell'auto, un 70enne, la figlia e la nipote. E poi vediamo gli altri aggiornamenti.
Ecco qua, torniamo indietro perché c'è stata un'aggressione ad una coppietta di fidanzati a Partinico, aggressione con tentata violenza sessuale. 3 ragazzi tra i 19 e i 21 anni e una ragazza di 20 anni hanno inseguito questa coppietta, l'hanno speronata, l'hanno bloccata, poi armati di coltello li hanno fatti scendere, li hanno aggrediti e uno dei ragazzi ha anche tentato di compiere una violenza sessuale nei confronti della giovane. E come ultima ora abbiamo anche questa operazione di caporalato contro un'azienda ortofrutticola che sfruttava i dipendenti e li costringeva a restituire parte della paga. L'accusa è sfruttamento del lavoro ed estorsione. La società è attiva nel settore della lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli, circa 20 dipendenti, non solo violava la normativa e i contratti nazionali in tema di ferie e riposi settimanali, ma anche sulla retribuzione, perché spesso i lavoratori erano costretti a prelevare in contanti parte del loro già esiguo stipendio per restituirlo al datore di lavoro, che così faceva figurare una busta paga, per così dire, completa. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dalla Sicilia. La notizia è lo stanziamento previsto dal Consiglio dei Ministri di ieri. Danni di Harry, il ciclone Harry e Perniscemi, stanziati 1.200.000 euro. Fondi per nuove case e sicurezza, aiuti agli imprenditori. La ministra per il turismo Santanchè si riparta col turismo. E poi c'è l'inchiesta che ha travolto il deputato forzista Mancuso, e poi lo vediamo qui in taglio centrale, la vittoria del Catania che ha battuto il Trapani 4-0, una vittoria dedicata a Orazio Russo, ex calciatore, ex dirigente del Catania. Goleada della squadra di Toscano, 4 rete e tanta commozione al Massimino nel ricordo appunto di Russo. Vediamo adesso la Repubblica, il tomo di Palermo. Anche qua il ciclone, il governo sblocca i fondi, in Sicilia arrivano 650 milioni che sono appunto una parte di quel 1.200.000 previsti per tutte e 3 le regioni devastate dal cicloni. Schifani dice dopo le polemiche dice la sinergia è importante. Poi c'è sempre l'inchiesta sul forzista Mancuso e poi questo articolo sul Ramadan, preghiere e digiuno, inizia il mese di Ramadan, lo vediamo più avanti. Stessa apertura per Gazzetta del Sud. Messina, il governo stanzia 1 miliardo per i danni del ciclone Harry, mentre il Giornale di Sicilia dedica l'apertura all'inchiesta e all'arresto del deputato Michele Mancuso. Andiamo a vedere quindi nel dettaglio. Ciclone, il governo sblocca gli aiuti. In arrivo 650 milioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento dei fondi, alla Sicilia va appunto 1/4 rispetto ai 2 miliardi di euro stimati. Un'altra differenza riguarda che i fondi per Harry sono gestiti dai 3 presidenti di regione, mentre invece lo stanziamento per Niscemi sarà gestito dal capo della protezione civile siciliano. Ci sono anche 5 milioni di euro annunciati dalla ministra del turismo Daniela Santanchè per campagne promozionali per rilanciare l'immagine di queste regioni ferite, mentre andiamo a Niscemi dove sono iniziati i recuperi in zona nera, la zona più pericolosa, interventi per mettere in sicurezza i beni di prima necessità nelle case e a ridosso della frana saranno pianificati caso per caso e si mette a punto anche un piano per salvare la biblioteca che vedete questa sul proprio in bilico sulla frana che contiene però questa raccolta di questo storico marziano e si spera di trasportare in un posto più sicuro. Qua ritroviamo la stessa notizia con l'aggiunta allargando il campo degli interventi della Regione. Innanzitutto che i ristori saranno estesi non soltanto alle aziende delle zone costiere ma anche a quelle che si trovano all'interno come le aziende agricole e florovivaistiche che sono state particolarmente danneggiate e poi per le strutture balneari che già rientravano si utilizzeranno procedure semplificate.
C'è poi l'inchiesta sul deputato Michele Mancuso, PM a caccia di altre mazzette, perché non sarebbe questa l'unica. In particolare i poliziotti hanno trovato 2.000 euro sotto un tappetino della sua auto, in parte con banconote da 100 euro, parte da 50, avvolte in un foglio di carta e in un elastico. Ma il commercialista assicurava è l'inizio di una lunga serie, una mazzetta da 20.000 euro, probabilmente il resto rendicontato con fatture false o sovrastimate. Tra gli spettacoli finiti al centro dell'inchiesta c'è anche un tributo a Vasco Rossi, un concerto si doveva tenere a Caltanissetta, poi lo spettacolo fu rinviato per la pioggia, ma le fatture furono emesse ugualmente per un totale di 17.000 euro, da qui l'ipotesi di truffa. Per il deputato Mancuso la procura aveva ipotizzato la configurazione del reato di corruzione, ma appunto il GIP ha ritenuto di riqualificare l'originaria ipotesi accusatoria nel reato di cui l'articolo 318, quello che sanziona il pubblico ufficiale che riceve denaro o altre utilità nell'esercizio delle sue funzioni. L'inchiesta, sempre questa, si chiama Accordi Silenti perché c'era questo accordo fra gli spettacoli, sui finanziamenti per gli spettacoli appunto in cambio di mazzette. Ne abbiamo già parlato, quindi andiamo avanti perché c'è questa rivolta dei sindaci. I sindaci riuniti nell'ANCI, l'organismo di rappresentanza, che cosa chiedono? Denunciano una iniqua ripartizione del fondo di solidarietà che penalizza il meridione. Mancherebbero all'appello 200 milioni. I sindaci presentano il conto al Ministero dell'Economia, la denuncia arriva dall'ANCI, che denuncia il meccanismo farraginoso che c'è alla base di questo buco enorme che lascia in affanno i comuni dell'isola. Meccanismo che, a detta delle fasce tricolori, cioè dei sindaci, dipenderebbe da scelte politiche specifiche che nel tempo hanno depredato il Sud da risorse significative, al punto che garantire i servizi minimi a ciascun cittadino costerebbe a un municipio 416 euro per ciascun abitante, ma lo Stato ne trasferisce appena 137. Il resto si traduce in salti mortali per incrementare le casse comunali fra tasse e multe, ma soprattutto si traduce in una minore qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini e quindi lo paghiamo tutti. E poi c'è questo incidente, un incidente davvero beffardo. La vittima è Ignazio, un ventenne che voleva diventare carabiniere e che è stato investito mentre era stato fermato a un posto di blocco di carabinieri da un'auto guidata, pensate, da un carabiniere in borghese. Lui aveva 20 anni, voleva arruolarsi, è stato fermato per un controllo in una tragica sequenza di eventi che si è innescata sulla statale 113 all'altezza di Buonfornello. Proprio durante il controllo, infatti, l'auto su cui si trovava è stata investita con violenza da un'altra auto, causando la sua morte istantanea e il ferimento grave di un altro ragazzo che è stato ricoverato in prognosi riservata. Lui aveva già superato il concorso per carabiniere ed era in attesa dei risultati. Nel frattempo faceva dei lavoretti. E poi vediamo questo articolo su Repubblica dedicata alla preghiera e al digiuno per il mese di Ramadan. Sono iniziati i giorni sacri per i 20.000 musulmani della comunità locale. La città è culla di culture e del dialogo interreligioso. Alle 2 di notte Palermo è ancora sveglia ma cambia ritmo. Nelle case del centro storico, nei centri di accoglienza, nei piccoli appartamenti divisi in 3 o 4, qualcuno scalda il riso, è l'ultimo pasto prima dell'alba, poi si chiude tutto: acqua, sigarette, cibo, medicine, salvo quelle indispensabili. Comincia infatti il Ramadan. Per 20.000 musulmani che vivono a Palermo è il mese più atteso e più duro, quello che misura la fede sul corpo, sulle ore di lavoro, sulla fame che arriva prima della sera. E poi andiamo a vedere
le pagine locali del quotidiano La Sicilia con l'operazione antidroga che ha scoperto una fabbrica di marijuana che portava la droga da Barcellona a Catania. A capo c'era un catanese trapiantato in Spagna che aveva creato delle serre per la coltivazione della droga. E poi a Messina si vota il 24 e il 25 maggio, i partiti accelerano le scelte, sapete che si è dimesso il sindaco Basile in anticipo sulla scadenza del mandato. Siamo in chiusura con la vittoria del Catania sul Trapani che ha inferto 4 gol, una partita anche nel nome di Orazio Russo, una coincidenza che nei giorni del dolore e dei rimpianti aiuta ad alleviare sofferenze e atmosfera. Se vince il Catania spuntano sorrisi nuovamente e il recupero di ieri ha rimesso in piedi la squadra allenata da Toscano che non centrava il successo da 3 gare. Ed era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona giornata.